È più erotico questo, il tabù, Sì, per me ma- ormai, che il contrario. Sì. Cioè, c'è dell'eros in quello, no? Sì. Nel tabù. Sì, Quella c'è. cosa che devi superare, quella cosa che devi... Cioè, l'erotismo tabù. è anche Ma quello. in realtà secondo me c'è un grande imbarazzo Ormai. negli occhi di chi guarda, quindi l'imbarazzo e non sa come gestire l'imbarazzo e poi la prima azione che viene è Certo. Certo. questo è sbagliato, questo, perché Sì, il tuo imbarazzo ti mette a disagio. Certo. Quindi fino a che non si fa un bel percorso con se stessi, anche godere dell'imbarazzo, perché l'imbarazzo è un buon sentimento in realtà. Cioè, secondo me è ti può dare- sottovalutato, l'imbarazzo è novità. L'imbarazzo è novità, è bello. E in realtà ancora ci imbarazziamo e non sappiamo gestire l'imbarazzo, secondo me, banalmente. Sì, chissà No. quanto. Io Sì. per esempio cammino nuda per la mia casa e quando stavo in Largo Treves, grandi vetrate, tutti quelli davanti mi vedevano. Sì. Io me ne fregavo, Sì. volevo stare Anch'io. nuda stavo. Ma Stessa stavi nuda cosa. anche per loro? No, stavo No, nuda per per me. te. No, perché però a volte sapevo si che sta mi nuda vedevano, anche per gli ma non altri. era questo il mio proposito, è che io adoro stare nuda. Certo. Ho sempre adorato stare nuda. Anche io Con adoro. mutande, ecco, proprio Sì, sì, in sì, via sì, proprio- eccezionale, con mutande. Vedevo. Giustamente sto pensando all'imbarazzo. Che cos'è? Io ho avuto un sacco di imbarazzi. Adesso sono sbarazzata. Ah, Sei che meraviglia. sbarazzata. O sbarazzina. Beh, Sbarazzina, a esatto. 90 anni se uno non si Basta. sbarazza, uno Beh, non è è detto, morto, o si sbarazza, Barazza, certo. o sta a casa seduto. Certo.